Ogni anno il 15 marzo la giornata nazionale del fiocchetto lilla, l'iniziativa per sensibilizzare la popolazione sul tema dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Oggi a Nuoro esperti e medici erano presenti in alcune aree del centro per raggiungere più persone possibile e ricordare che certi disturbi celano molto spesso un problema psichico e non legato alla dieta che è necessario riconoscere precocemente. Anoressia e bulimia nervosa e disturbi da alimentazione incontrollata colpiscono ogni anno in Italia circa 3 milioni di persone, di cui il 70% adolescenti. La diagnosi precoce, nel senso che se iniziamo a riconoscere i primi segnali e quindi si fa accesso velocemente ai servizi, anche la prognosi è sicuramente più favorevole. Ricordiamo che l'ambulatorio è un accesso diretto e gratuito per tutta l'utenza e quindi chiunque effettivamente senta il bisogno di rivolgersi a noi anche solo per chiedere delle informazioni può avvicinarsi all'interno del nostro centro, che è collocato all'interno dell'ospedale Cesare Zonchello, per avere tutte le delucidazioni in merito.